No, I'm not a writer. Buongiorno l'Italia, andiamo a vedere le calanque. Mamma mia che sono, mi sono svegliato alle 10:30. C'è già un sole, porca miseria. Adesso andiamo a avvisare la tipa che stiamo un altro giorno. Yeah, I would like to tell you that I stay one more day. I'm the number 82. If you want to rent a kayak on the principal beach in Cassis, you have this. No, I would like this one, but I must to call because my smartphone don't work here in France. Okay, I'll ask when I will there. Okay, for one more night. Ok, thank you, bye. We go back. Ok, la fermata dell'autobus è questa, sotto il cielo 800 e porca troia. E la milfona ci ha detto che bisogna chiamare questo numero, ma il mio telefono non chiama la Francia oggi, porca miseria. Quindi la mia idea è di andare giù, vedere se c'è qualche ragazzo, qualcuno che vuole andare in kayak, così andiamo assieme, chiamano loro e poi faccio anche il viaggio assieme, insomma, perché cazzo ne so io. Quindi mi arriva uno squalo, ti ho detto il solito discorso, spingo loro verso lo squalo e lo squalo si mangia loro, no? Cioè devo pensare anche alla mia sopravvivenza io. Anche gli occhi e i cartelli, però tutte vari orari, anche da 3 ore, però niente bagno. Vedi, qua ci sono tutte le barche che portano a fare i giri alle calanque, no? C'è il giro 45 minuti, un'ora, un'ora e mezza, 2 ore. Questo varia per il numero di calanque che ti fanno visitare. Sì, calanque è il nome di una pianta, io non so pronunciare il calanque qua. Solo che non ti fanno fare il bagno. Io e gli amici che abbiamo trovato qua stiamo cercando adesso un qualcosa per andare a fare il bagno, probabilmente i kayak. Le much calor. Sì, eccolo lì, allora. Bagnetto giugno, luglio, agosto, settembre, ormai ho imparato il francese, alle 10:30, alle 1:30, alle 15, dura un'ora e mezza totale, 45 minuti il bagnetto e 45 minuti la visita a 3 calanque. Buono ragazzi. Io dirò mai dirne perché loro non capiscono il mio inglese italianizzato, io non capisco il francese, buono. Allora, primo bagnetto intanto, sulla spiaggia dove ci sono le vecchie con le tetazze fuori. L'acqua è tipo ghiacciata, no? E sembra anche un po' sporchina di alghette, a parte che vabbè non è qua che dobbiamo andare. E comunque ieri mi hanno detto che era chiuso per inquinamento, non per il mare mosso. Sarei sicuro, sei curioso di capire che inquinamento. Ma qui si è affollata, però insomma anche chi se ne frega, voglio dire. È incredibile, praticamente non puoi andare a petto nudo per la città. La polizia ha appena fatto tornare indietro i miei amici per prendere la maglietta. Pensate, è pieno di polizia ovunque. No, ti ha quel senso di sicurezza, no? Di tranquillità. Non so, quelli che controllano, non stanno mai fermi proprio. Cioè non sono qua per dare le multe, tipo da noi, ma sono qua per tenere un po' di ordine e sicurezza. Almeno questa è l'impressione che io sto avendo, no? Eh sì, vedi. Ah, stanno già smantellando il mercato. Ecco, che ciavata. Baretto tipico e ti fai il panino personalizzato. Ah, bellissima questa storia. 6,50 €, panino ignorantissimo. Ti scegli il tipo di pane, tutto quanto proprio ti scegli. E la bibita anche, 6,50 €. Cioè la tipa che si netta sulla traversa, cioè proprio molto ignorante, mi piace.
Le repere. Sì, vedi, i nonni tipici che gioca a bocce. Guarda, come no? Solo che invece di andare in spiaggia si mette qua in piazza. Guarda, pesci davanti alla barca, guarda. Sono là che mangiano le alghette attaccate alla chiglia davanti. È bellissima come città, comunque Cassis, come negozietti, come ambientazione, tutto quanto, è veramente molto molto bella. C'hai la sua spiaggia, il porto e soprattutto dopo, vedi, dopo quel faro iniziano queste calanques, che sono delle insenature naturali dove c'è quest'acqua trasparente da sogno che adesso andiamo a vedere.